Hanno una cosa in comune la Mostra del Cinema di Venezia e il Festival della Canzone Italiana che proprio quest'anno festeggerà la sua 70ª edizione al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all'8 febbraio. Forse non in molti sanno che sia i Leoni d'Oro della Biennale sia i premi per i vincitori del festival nascono e vengono prodotti a Venezia e sempre dalla stessa ditta artigiana Santi, che di generazione in generazione è oggi guidata da Cristiano Moschini, il quale da 30 anni ha preso in mano il timone dell'azienda fondata dal nonno. E noi come ogni anno forniamo i premi che vengono assegnati alla canzone vincitrice del festival e al miglior giovane che viene premiato nella serata del venerdì delle nuove proposte. E il trofeo di Sanremo che vedete qui al mio fianco, questo è un prototipo, quelli ufficiali sono già in viaggio per Sanremo, e questo trofeo è stato a suo tempo ideato da mio nonno. Una maestria tutta veneziana. Prima mio nonno Vittorio, dopo mio padre Nino, e io ho preso le redini dell'azienda da 30 anni ormai e continuiamo a fornire il Comune di Sanremo, che è l'ente che ci ordina e ci commissiona ogni anno questa statuetta. La lavorazione è molto particolare. Una statuetta tutta in argento cesellata a mano con leone fatto in fusione, mentre la palma sono tutta una serie di piccoli pezzi lavorati da un maestro artigiano, e noi continuiamo questa magnifica tradizione che ci rende decisamente orgogliosi. Anche quest'anno abbiamo preparato i 2 trofei, appunto uno d'oro per i campioni e l'altro in argento, tutto argento, per le giovani proposte. Ma quando è nata questa tradizione? Negli archivi storici non riusciamo a risalire a quando fu la prima volta, però sicuramente possiamo datare almeno una cinquantina d'anni di tradizione di questa lavorazione, che speriamo continui ancora molto a lungo. E allora che vinca il migliore. Venezia brillerà comunque.